pasticcere di Piove di Sacco in 4 anni si è fatto consegnare 400.000 euro da un imprenditore in difficoltà che gli aveva chiesto un prestito, è stato arrestato. Alberi spezzati per le raffiche di vento e neve che ieri sera hanno colpito i Colli Euganei, oggi breve tregua del maltempo ma sabato torna la neve. Incinta di 9 mesi esce di strada con l'auto a Curtarolo, poche ore dopo partorisce un bimbo in perfetta salute, storia a lieto fine per una 38enne di Ferrara. 2012 un anno difficile per l'agricoltura veneta, messa a dura prova dalla siccità, cresce però l'occupazione e aumenta l'export. Chiuso il mercato di gennaio, Farias e Silvestri restano in bianco scudato, parla avvantaggiato il 26 gennaio, voglio essere in campo, sono pronto a dare di più. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova, lo avete sentito anche dai nostri titoli, un insospettabile pasticcere in 4 anni si era fatto consegnare 400.000 euro da un imprenditore in difficoltà economica che gli aveva chiesto un prestito di appena 50.000 euro, il pasticcere è stato arrestato. È stata arrestata una persona che lucrava in maniera molto pesante sulle difficoltà economiche, per adesso abbiamo accertato, di un imprenditore. Un insospettabile pasticcere, ma oltre a gestire il laboratorio artigianale di famiglia, Augusto Cesare Destro, 48enne di Piove di Sacco, si arricchiva dissanguando i conti di un imprenditore di Limena che in difficoltà economiche per colpa della crisi si era rivolto a lui per un prestito. È iniziato tutto nel 2008 con un prestito di 50.000 euro che era stato promesso di poter restituire comodamente con un tasso diciamo decente, quindi al di sotto del tasso usurario, e poi è diventato un prestito di 50.000 euro rivalutato trimestralmente del 20%. E così in 4 anni l'imprenditore ha consegnato oltre 400.000 euro, pagava mensilmente una rata di 5.000 euro, se i soldi non arrivavano il pasticcere lo minacciava di morte. Esasperato, a dicembre l'imprenditore si è rivolto ai carabinieri che lo hanno accompagnato all'ultima consegna della quota mensile. Nell'auto dell'usuraio c'era anche un coltello, forse usato per le minacce. Nella sua abitazione invece un tesoro, soldi e assegni nascosti in una valigia in camera da letto, orologi e gioielli e la chiave di una cassetta di sicurezza. Un patrimonio del valore di circa $500.000 di euro. Le indagini dei carabinieri ora proseguono per capire se oltre all'imprenditore di Limena ci siano state altre vittime e se il pasticcere avesse dei complici. Per adesso è un caso, spero che l'eventuale pubblicità della vicenda possa spingere altri imprenditori che magari per vergogna o per paura non lo abbiano fatto fino adesso a denunciare simili casi. Oggi breve tregua del maltempo, ma ieri sera e per tutta la notte raffiche di vento e neve sui Colli Euganei dove si sono spezzati diversi alberi. Alberi sradicati divelti a metà che non hanno retto alla bufera di vento e neve che ha colpito la zona dei Colli Euganei. Per ore nel tardo pomeriggio di ieri Protezione Civile e Polizia Municipale di Torreglia sono state impegnate per liberare la strada provinciale 43 in via Cicogna Pirio. Qui siamo all'altezza del terzo tornante, alcuni tronchi non hanno retto al forte vento e sono piombati in mezzo alla strada che porta a Castelnovo. Fortunatamente in quel momento non stava passando alcun veicolo. Le operazioni di pulizia della strada sono terminate solo in tarda mattinata e la viabilità è tornata alla normalità. Nella notte odierna tra giovedì e venerdì mattina le temperature si porteranno intorno allo zero, anche un po' sotto anche in pianura, quindi già con rischio gelate. Un abbassamento delle temperature più significativo ci sarà nella notte tra venerdì e sabato mattina. Se i fiocchi sono caduti copiosi sui colli, la città di Padova invece si è svegliata con una leggera spruzzata di bianco dopo una nottata trascorsa all'insegna di vento e nevischio. Per le prossime ore, a causa dell'abbassamento delle temperature, è alto il rischio di gelate. Queste precipitazioni saranno inizialmente a carattere nevoso fino a quote basse e anche in pianura localmente, questo sabato pomeriggio sera, mentre nella giornata di domenica il limite della neve si porterà a quote nettamente più elevate. E dopo una breve pausa sabato ancora precipitazioni nevose.
Lavoro e crisi, quasi 7.000 posti persi nel 2012 a Padova e provincia, il risultato di un'indagine del centro studi della CISL cittadina. Precisamente sono 6.871 i posti di lavoro persi nell'anno appena passato, mentre nel 2011 sono stati 6.000. Sono aumentati i licenziamenti nella piccola e media impresa, sono invece in diminuzione quelli registrati nell'industria tradizionale. Le ore di cassa integrazione autorizzate sono risalite agli stessi livelli del 2009, è aumentata la cassa integrazione straordinaria e raddoppiata la cassa integrazione in deroga. Un settore invece che nel 2012 ha sopravvissuto alla siccità ha visto anche un aumento occupazionale, stiamo parlando dell'agricoltura in Veneto. Sono diminuite diverse produzioni, però nonostante tutto anche alcuni prezzi sono stati praticamente mantenuti, per cui hanno permesso una notevole redditività da parte delle aziende. Un anno nero a metà per l'agricoltura della nostra regione. Stando ai dati raccolti da Veneto Agricoltura, il 2012 è stato un anno difficilissimo a causa della forte siccità che ha messo in ginocchio i raccolti. Il 35% di mais in meno, in calo anche il riso, meno 10%, beni ortaggi e colture frutticole. I prezzi del mercato sono rimasti però competitivi. Il comparto agroalimentare ha chiuso infatti con lo 0,5% in più rispetto al 2011, permettendo alle aziende agricole di restare in piedi nonostante la forte crisi economica. A fronte di una diminuzione ad esempio delle aziende agricole, noi abbiamo avuto un 11% in più di numero di occupati nel settore agricolo. Diminuisce il numero di imprese attive in Veneto, ma il dato confortante è l'aumento dell'occupazione del settore primario, pari all'11%. Anche per l'export all'estero dei prodotti agroalimentari un guadagno di 3,5 miliardi. Bisogna avere ancora grossa attenzione da parte di tutte le istituzioni europee, nazionali e regionali su questo comparto, perché sta in qualche misura dando delle soddisfazioni in termini occupazionali che in altri settori invece non ci sono. In attesa delle nuove direttive europee che porteranno a un cambio radicale delle politiche agricole. Investire soprattutto su problematiche derivanti da agenti atmosferici, siccità, inondazioni, per cui cercare di fare in maniera di fare qualità sul territorio che le aziende agricole vanno ad amministrare. Contro i tagli al sociale invece a Mestre e Venezia il 26 gennaio una manifestazione di Confcooperative Veneto. Da 3 anni a questa parte ci sono dei tagli estremamente significativi. Il Fondo Nazionale per l'Autosufficienza è passato da 2 miliardi e 500 milioni di euro a qualche manciata di centinaio. Un taglio del 90%. Tagli che hanno messo a rischio la sopravvivenza dei servizi minimi per le persone affette da disabilità e disagio psichiatrico. Tagli che hanno inciso anche sull'occupazione con 22.000 posti di lavoro in bilico. Per questo Confcooperative e Federsolidarietà Veneto ha deciso di scendere in piazza tra la gente. Noi vogliamo dimostrare anche fisicamente che il welfare che si raccoglie attorno alle cooperative sociali esiste ed è numeroso, e lo vogliamo presentare il 26 gennaio al Pala Tagliercio, raccogliendo almeno 5.000 persone in quel contesto, ma soprattutto fisicamente raccogliendo 400 pulmini per disabili, i quali sfileranno poi successivamente sul Ponte della Libertà a Venezia. Manifestazione flash mob a Venezia proprio nel giorno in cui inizia il carnevale per raccontare la difficile situazione del terzo settore, un messaggio da lanciare alla politica in vista alle prossime elezioni. Noi abbiamo un messaggio da lanciare a coloro i quali si candidano. Il welfare è una cosa che nasce, crea e parte da Roma, da Bruxelles, e quindi i rappresentanti nazionali dovranno tutelare il nostro welfare locale anche lì. Ed ora in breve altre notizie di cronaca che arrivano da Padova e provincia. Stavano tentando di scardinare l'entrata che dal retro porta al ristorante. Avevano già staccato un modem e volevano fare razzia dei soldi della cassa. 3 nomadi residenti nelle roulotte parcheggiate in Corso Australia sono stati sorpresi da una volante della questura allertata da un residente di via Montesuello, che poco prima aveva visto i 3 nomadi scavalcare la recinzione del ristorante Tre Scalini. In carcere sono finiti Dari Pietrobon, Maverick dell'Innocenti e Sonny Pavan, giovanissimi ma già con una lunghissima lista di precedenti per furto.
Poche ore dopo l'incidente ha dato alla luce il suo piccolo, una storia a lieto fine per una 38enne di Ferrara incinta al 9° mese. Ieri all'ora di pranzo la donna era rimasta coinvolta in un incidente stradale a Curtarolo. La sua auto era uscita di strada finendo in un fossato. Trasportata d'urgenza in ospedale a Cittadella, la 38enne alla sera, sottoposta al cesareo, ha dato alla luce un bel maschietto che gode di ottima salute. Una lite furibonda fuori da un bar del quartiere San Bortolo di Monselice. Parte anche un colpo di pistola. Ferito al braccio un 44enne trasportatore di Anguillara. È mistero però sulle dinamiche della rissa. L'uomo sanguinante ha chiamato il 118. Sul posto anche i carabinieri, ma dagli aggressori nessuna traccia. Il 44enne non ha saputo spiegare come sia rimasto ferito al braccio. Le indagini ora dei militari dell'Arma per capire se il colpo sia partito accidentalmente ad uno dei presenti alla lite. La solidarietà dei telespettatori di Rete Veneta oggi ha aiutato un 45enne di Castelmigno di Resana. Siamo arrivati a Castelmigno di Resana ad incontrare Jean-Pierre. Queste sono le medicine che Jean-Pierre quotidianamente prende. Allora, una parte te le passano e una parte le devo pagare. E con la pensione, il sussidio che hai di 260 euro. Senza nessun'altra entrata? Nessun'altra entrata. Io sono 4 anni che non lavoro, che non ho solo questa, da 2 anni ho solo questa pensione. In 4 anni che sono qui avrò lavorato 6 mesi. Purtroppo questa osteoporosi molto pesante, questa asma, tutte le cose che purtroppo si sono riversate nel corpo di Jean-Pierre gli impediscono di trovare anche un lavoretto facilmente. Speriamo che qualcuno si faccia avanti. Allora, questo è l'assegno, Jean-Pierre, prego. E volevo ringraziare tutti quanti, di cuore, veramente grazie. Cosa farei, Jean-Pierre, con questi soldini che ti abbiamo portato oggi? Ho delle bollette da pagare, poi c'è l'affitto ovviamente, che non è poco. Salutiamo Jean-Pierre, speriamo che anche questa volta Rete Veneta porti un po' di fortuna a questo sfortunato uomo, giovane però, con la voglia però di lottare, perché a Jean-Pierre quella non manca, è vero Jean-Pierre? Certo, certo. Grazie di nuovo Rete Veneta e anche la Mirella che è una persona stupenda. Siamo una squadra, grazie, ciao. E siamo allo sport con il calcio, chiuso il mercato di gennaio, Farias e Silvestri restano in bianco scudato, intanto torna a parlare Vantaggiato e dice darà molto di più al Padova. Quello che ci ha scritto la vera tifoseria è con te, mi fa piacere, mentre l'altro a me mi dispiace di quello che pensano, purtroppo non posso stare nella testa loro, però devono sapere che di qua non mi muovo, quindi possono scrivere quello che vogliono. Pronto a restare per ricominciare da dove aveva lasciato, da quella sconfitta nella finale di playoff, pronto per dare il meglio perché, come ha detto prima di allenarsi, il vero Vantaggiato può dare molto di più di quello che si era visto a Padova. Per lui conta solo lo striscione appeso a Bresseo, l'attacco di una parte della tifoseria è solo un boccone amaro da digerire, ma quello che più importa è che si sia conclusa la brutta vicenda giudiziaria. La cosa più bella è stata che per fortuna è venuta fuori la verità e quindi mi sono potuto togliere parecchie rivincite visto che la gente ha incominciato a pensare un po' male. Oltre a Vantaggiato in bianco scudato rimangono anche Diego Farias e Marco Silvestri. Oggi l'incontro tra la dirigenza padovana e i rappresentanti del Chievo Verona. Mercato di gennaio chiuso, l'attaccante e il giovane portiere resteranno a Padova. Intanto Vantaggiato spera di poter scendere in campo il 26 gennaio a Leuganeo contro il Livorno. Io per adesso non penso a niente, penso solo a cercare di poter essere a disposizione per il 26 e chissà magari anche di fare qualche minuto, che sarebbe bellissimo, e poi se arriva il gol sarebbe la cosa più bella, perché ritornare dopo 6 mesi che pensavo di essere ormai nati, che si pensava che finisse la mia carriera, tornare con un gol sarebbe troppo bello. In chiusura una nuova iniziativa di Rete Veneta. Durante il periodo di Natale ci avete segnalato i vostri presepi, adesso arriva il Carnevale, inviateci le vostre foto in maschera attraverso un SMS oppure li potete mandare ad una mail, alla nostra mail di redazione padova@reteveneta e poi saranno messe in onda al termine dei telegiornali.
In chiusura vi ricordo anche l'appuntamento con Focus, come sempre alle 21:05, come ogni giovedì le storie dei veneti schiacciati dalla crisi, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli. Ci saranno questa sera in studio anche Roberto Ciambetti, Laura Puppato e Massimo Pantano. Come al solito poi potete intervenire anche voi con i vostri messaggi da casa. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.